Mi ricordo anche che ho visto un servizio delle Iene che si chiamava Non parliamo abbastanza dell'endometriosi. Io ho pensato, vero, ma lo so, guardato. Dopo tipo 45 minuti di foto e video di fiche sanguinanti ho pensato, potevamo parlare anche un po' di meno dell'endometriosi. Mi ha fatto un po' schifo. Che onesto, me ne rendo conto che ne vengo fuori come un ignorantone, però è che non è la reazione che ho spesso ai temi femminili, raga, in quanto banalmente c'ho il cazzo. Sembra una cosa strana, però io tipo tutto quello che è femminile per me è esotico, non è mio. Tu mi fai vedere una fica o un tucano, io ho la stessa reazione. Oh, che grandi labbra, posso toccare? Mi hanno detto che così gli piace, mulinello, cioè, no, non lo so. E tra tutti gli argomenti femminili che a me mi affascina da lontano, a me il preferito mio da lontano è il ciclo. Questo argomento che per noi maschietti confermeranno stasera essere selvaggio di un organo del tuo corpo che una volta al mese pia e impazzisce. È come se a te dal mese prossimo, almeno 5 giorni al mese, cirrosi epatica. No, te ci gira un po' il cazzo, no? Sta un po' strano sulla macchina. Cioè, poi questa cosa che sanguinano e ce lo sanno, ragazzi, a me mi mandate fuori di testa. Cioè, io, perché essendo uomo non posso sanguinare in maniera programmata, no? Cioè, non posso andare in bagno, mo stasera vado in bagno allo spazioporto, piscio sangue, do l'acqua arancione, non posso pensare, me l'aveva detto l'applicazione che poteva succedere oggi. Io quello che penso è, vado al pronto soccorso che non dovrebbe succedere. Voi invece tranquille, ma sì, dai, 3 litri. Però, cioè, capite che una volta che abbiamo detto sta cosa, capite che mi ha fatto strano quando ho scoperto che i Tampax se l'ha inventati un uomo. No, questa è la parte seria e triste del monologo. Perché nel 1932 un osteopata tedesco di nome Earl Haas ci ha avuto la seconda peggiore idea che ci ha avuto la Germania in quegli anni. Perché chiaramente l'idea di uno che è alieno al concetto, no? Questo sarà stato nel 32 sul divano a leggere il giornale, che, stava là e faceva, questo coi baffi sembra affidabile, no? Non so, ma là leggeva, la Germania. Quindi arriva la moglie e gli fa, Earl, e gli fa, bella gamberone, no? Gli fa, avete vista tutti? Ok. Che serie incredibile. Poi gli fa, Earl, lui, ho il ciclo. Questo manco alza. Che è? Che reazione è? Mica te l'ha messo in bocca. Vabbè. E fa, Earl, ho il ciclo. Sto testa di cazzo manco alza gli occhi al giornale e fa, beh, metteci un tappo, scema. Lui fa, un tappo? Lui fa, sì. E ora che la mia brillante mente si è messa in modo, metteci anche una corda. Così che se tiri forte, fa. La moglie fa, ma io quindi dovrei andare in giro tutto il giorno con sta cosa? E fa, sì, tutto il giorno. 6 ore massimo, se no si infetta e mori. Oh, bella idea di merda, Erlo, complimenti. Poi capito, un osteopata, il tipo di medico, parlate fa male una caviglia, te massaggia la testa, che ci potevamo aspettare. Però capito, io ho un sacco di amiche femmine con quale sono molto intimo e questo significa spesso e volentieri, molto più spesso che volentieri, che mi ragguagliano sul ciclo, tipo me lo dice senza che manco me lo chiede prima, è capace che mi manda un messaggio alle 3 di notte e mi fa il mio flusso è molto abbondante. Ma perché lo dici a me? No, mica sono un medico, che cazzo ti posso dire? È come se io vengo qua stasera e faccio ieri ho sborrato un po' grumoso, forse mangio troppe proteine, che ne pensi? Frate. Non lo so. Oh, ti giuro, l'ho fatta a Bologna una volta sta cosa, quella mi risponde, ma guarda dritto negli occhi e mi fa gustoso. Ho sentito una donna alla suonata degli alpini, mi sono sentito, violatissimo. Però capito, a me fa piacere che mi racconta queste cose perché uno, tipo diventiamo più amici, no? Mi racconta le loro cose nei momenti di vulnerabilità, siamo più uniti. 2, scopro cose sul mondo femminile che se non me le racconti di nuovo io non le so. Mi hanno detto che praticamente a volte poi succede che sto ciclo arriva in maniera così forte e così improvvisa
Non fammi una frase. Se io dicevo così improvvisa che diventi nazista, tu che... Ok, no, vabbè, fammi finire però, no? Okay. Scusa. Scusa. No, scusa. Non mi mena nazista, però... però dicevo, mi ha detto, fammi finire, che ogni tanto può arrivare sta cosa così improvvisa e così forte che tipo tu per una giornata scappocci. Esci da testa. Sì? Vabbè, pure prima, ma anche mentre, no? Oh, comunque lo spettacolo lo mio, non so se si è reso conto. Ok. Però capito, io vorrei chiedere, oltre a te, che se lo chiedo a te Memeni, vorrei chiedere alle altre donne stasera, è vero che succede sta cosa? Premessa doverosa, lo so che ogni donna è un piccolo fiorellino speciale nel giardino del Padre Eterno e siamo tutte uniche, però tipo, succede o non succede? Succede, no? Oh, grazie. Se mi dicevi no pure a mo' mi ammazzavo. Però dico, perché sta amica mia mi ha raccontato questa storia che per me è fuori di testa. Cioè, mi ha detto che lei mi è arrivata stavamo a casa sua. Mi fa, ieri mi è arrivato questo ciclo fortissimo. Sono uscita di casa, non sapevo dove stavo andando. Io faccio, Continua. Ho tipo corso sulla spiaggia per un'ora, guardando le onde che si frangevano sulla riva e ho pensato alla morte. Io faccio, come continua questa storia? E lei mi fa, beh, sono tornata a casa e mi sono messa a piangere disperatamente e ti giuro che se succede il mese prossimo io mi ammazzo. Stiamo solo io e lei a casa sua e facciamo, io che cazzo gli rispondo a questo? Ci penso decisamente troppo poco e faccio, beata te. Non gli è piaciuta questa risposta, anche se credo di avere un po' di ragione, in quanto noi uomini non abbiamo un campanello d'allarme emotivo così forte. Nel senso, se tu fai quello che ha fatto l'amica mia, settimana dopo ti metterai sul cesso, non so, sul divano e pensare, ok, perché ho fatto Forrest Gump settimana scorsa? Magari qualcosa non va al lavoro, no? Qualcosa non succede. E invece al contrario di quello che a noi uomini viene insegnato fin dalla nascita. Come stai? Bene, c'hai emozioni? No! Cioè... È per questo che gli uomini piglia e infarta a 30 anni nel traffico, testa sul clacson al semaforo rosso. Cioè, perché questi, se non tiri fuori spari, è una pentola a pressione, no? Anche perché io me la immagino la vita di sti pori stronzi che non svalvolano e va in giro tutti e la gente gli fa le domande, fa, oh, come fa con la ragazza? E fa, bene! Mi ha buttato i Lego, ma non ci tenevo così tanto. Poi certo un giorno uno tipo sta mangiando yogurt al parco, passa uno e fa se scarpe con sti pantaloni, morto. Ora, quando lo facciamo. Grazie. Però quando si fa questo discorso sul ciclo e a parlarne a un uomo, si arriva in genere a una parte del discorso che gli uomini si sentono un sacco cool a fare e le donne odiano, che è: e se gli uomini avessero il ciclo, come sarebbe il mondo, porca Peppa, Ma una distesa di latte e miele, fiori, nettare e ambrosi. Me ne frega un cazzo a me, ragazzi. Quello che mi interesserebbe sapere però è se Fabrizio Corona avesse avuto il ciclo, sarebbe stata una persona tipo un po' più morigerato, tipo che se mette i trici spugli a fare le foto. Stavolta t'ho preso. Ha una famiglia. 3 TSO in meno ti sarebbe fatto, e di sicuro quella figura de merda sulla bicicletta, via libertà, bravo scemo.